Il Po sfocia sul palcoscenico mondiale. Il Delta si candida a diventare area UNESCO. La proposta viene lanciata da Veneto ed Emilia-Romagna, due regioni unite da un destino comune, quello del Grande Fiume. Si sancisce che è un territorio di interesse mondiale per un'area come quella del Veneto e dell'Emilia Romagna, che è un'area anche turistica in maniera preponderante. Significa poi avere un biglietto da visita in termini di promozione importante e anche di un riconoscimento di un territorio, di un ambiente che è da salvaguardare. Delta del Po, Parco Mondiale della Biosfera, una vasta area nell'ottica della sostenibilità come previsto dall'UNESCO. Se ne parla nella 3 giorni di confronti in Polesine, a Portoviro e nel Ferrarese a Castello della Mesola. Per il Veneto interviene anche l'assessore regionale Isi Coppola, che spiega come la strada per uscire dalla crisi sia quella della qualità. La qualità, e questo è non solo per il turista che viene a visitare i luoghi, che viene a passare le vacanze, qualche bel weekend, ma anche per chi per esempio è appassionato di gastronomia, appassionato di prodotti locali, appassionato di tutte quelle eccellenze che evidentemente una riserva poi naturale costituisce e può offrire. I parchi UNESCO della biosfera in Italia sono già 10, ma il numero è destinato ad aumentare con le 3 candidature di oggi, quella dell'Ecomuseo della Giudicaria, del Parco Nazionale della Sila e appunto del Delta del Po. Attenzione però, Parco Mondiale della Biosfera non significa affatto blindare il Delta del Po, ma al contrario favorire l'insediamento di attività antropiche, agricole e forestali capaci di convivere e di far crescere la zona unica d'Italia. Si parla di una zona umida più grande d'Italia e che rientra in una rete molto più vasta, globale, e questo ci consente di assumersi la responsabilità di valorizzarla in tutte le sue forme, anche coinvolgendo tutti quei cittadini che in qualche misura economicamente lavorano in quest'area, e poi quindi tradurla in una espressione anche comunicativa, promozionale e valoriale in tutto il mondo.